Buonasera dalla redazione TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. L'ospedale L'Annunziata di Cosenza insedia una task force per l'emergenza coronavirus. Verranno montate le tende nei pressi del pronto soccorso. Nessun caso di coronavirus in Calabria, la regione è pronta a fronteggiare un'eventuale emergenza. Strutture sanitarie, dice Belcastro, stanno rispondendo bene. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro Lamorgese, ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Pizzo. Per 18 mesi gestirà la commissione inviata dal prefetto. Dall'inchiesta della DDA di Reggio Calabria emerge un quadro allarmante dei rapporti sempre più stretti tra le organizzazioni criminali e la politica. Rimarranno chiuse fino al 28 febbraio a Cosenza e Rende le scuole primarie e secondarie, aperti solo gli istituti superiori. Dato fuoco al garage dove abitano l'ex moglie e il figlio. Dopo aver compiuto il gesto, l'uomo si è dato alla fuga, intercettato e arrestato dai poliziotti di Paola e accusato di tentato omicidio. La Lega DB ha scelto di giocare le gare nelle regioni dove esistono focolai a porte chiuse. Le squadre calabresi viaggeranno per affrontare Venezia ed Entella. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque insediata questa mattina all'ospedale Annunziata di Cosenza l'unità di crisi per fronteggiare un'eventuale emergenza coronavirus, decisa l'attivazione di un triage in collaborazione con la Protezione Civile, darà risposta ai cittadini e avrà la funzione di filtro con l'ospedale. Sentiamo. Operativa da oggi all'ospedale di Cosenza l'unità di crisi per l'eventuale emergenza da coronavirus. Nella biblioteca dell'Annunziata i vertici dell'azienda, i componenti, la direzione medica di presidio, i medici delle divisioni di malattie infettive, pronto soccorso, rianimazione, urologia e microbiologia, Sitros, prevenzione ambientale, lavoro di squadra nel Lab Bruzio, in sinergia con il Pugliese Ciaccio, ospedale di riferimento regionale per il Covid-19. Siamo in contatto con tutte le realtà infettivologiche della regione. Il reparto che lei dirige ha dei posti letto destinati proprio al coronavirus? In caso di paziente sospetto con accertamento di una sindrome respiratoria da coronavirus necessita del ricovero in una stanza di isolamento a pressione negativa. Disponiamo di 5 stanze adatte per ospitare quelli che sono i potenziali pazienti affetti da questo tipo di infezione. Dall'incontro emerge la volontà di rafforzare le misure di prevenzione con un triage da realizzare in collaborazione con la Protezione Civile. Una specie di tenda che la Protezione Civile ha a disposizione per parlare con i cittadini e per verificare sulla base di informazioni riferite se siano sospetti o no, eviteremo anche eventualmente l'ingresso all'ospedale, che se necessario ci sarà. Non c'è solo da fronteggiare l'eventuale contagio, ma la paura e la fiducia. Il nosocomio cosentino, ripetono, è attrezzato in caso di contagi. L'unica cosa che possiamo dire ai cittadini: state a sentire i vostri medici di famiglia, non venite di vostra spontanea volontà nel pronto soccorso eccetera, ci dovete arrivare semplicemente portati dal 118 se ci sono situazioni realmente importanti, proprio perché dobbiamo evitare il panico. Previsti nell'eventualità anche dei posti in rianimazione. Intanto è bassissima la percentuale di potenziali pazienti che poi giungono in rianimazione, in quanto la componente respiratoria è diciamo in percentuale il 10% dei pazienti che potenzialmente possono essere infetti. Al di là di tutto, comunque, noi abbiamo prestabilito dei posti riservati, abbiamo non una ma 3 stanze isolate con idonee per poterle ricevere. Resta il dato più volte ribadito: al momento in Calabria non si registrano casi di coronavirus, ma l'attenzione resta alta e la prevenzione con comportamenti responsabili fortemente consigliata. Restiamo in tema, prossimo servizio dedicato invece al vertice che si è tenuto in prefettura a Catanzaro. In Calabria in queste ore si susseguono le riunioni tra i rappresentanti delle istituzioni per fare il punto sulla situazione coronavirus e adottare le misure preventive necessarie ad evitare il rischio di contagio. A Catanzaro il vertice è convocato dal prefetto Francesca Ferrandino d'intesa con la governatrice Iole Santelli per un esame delle problematiche legate all'emergenza. Al momento in Calabria non è stato registrato nessun caso di contagio. Tutti i tamponi che fino ad oggi sono stati eseguiti hanno dato risultati negativi, ora a quest'ora, ad oggi. La seconda cosa importante che abbiamo rilevato è che la Regione ha istituito un numero verde che è 800 7676 in aggiunta all'1500 che i cittadini potranno comporre per avere notizie.
Qual è l'elemento di novità davvero importante? Che a questo numero verde 807676 rispondono operatori sanitari, quindi persone già esperte che sono in grado di dare risposte e notizie certe ai cittadini. Il prefetto ha inoltre ribadito la necessità di far circolare le giuste e corrette informazioni, perché in queste ore sono troppe le fake news che vanno ad incidere sulla paura delle persone. E ricordiamoci che la paura è un sentimento umano che va compreso, non va deriso, ma va anche governato, ed è compito delle istituzioni in questo caso garantire una giusta e corretta linearità e circolarità delle informazioni. Nel corso della riunione si è parlato anche della necessità di rendere sempre più efficaci i controlli da effettuare nei porti e negli aeroporti. Alla riunione hanno partecipato i prefetti delle 5 province calabresi, i rappresentanti delle forze dell'ordine, i dirigenti del Dipartimento Tutela della Regione e della Protezione Civile, nonché i vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria. Il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione Calabria Belcastro dice che le strutture sanitarie stanno rispondendo bene. Le unità operative di malattie infettive della Calabria sono attrezzatissime. Le rassicurazioni arrivano dal direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, Antonio Belcastro. Le aziende ospedaliere, ha detto, hanno acquistato migliaia di tamponi e i dispositivi di protezione individuali. I calabresi, ha aggiunto, devono stare tranquilli. Abbiamo l'ospedale di riferimento e i 3 ospedali di Catanzaro, Cosenza e Reggio con le unità operative di malattie infettive, con le stanze a pressione negativa, abbiamo 134 posti di rianimazione, abbiamo l'ECMO al Policlinico di Germaneto, abbiamo le 4 microbiologie che rispondono per fare test di tamponi a tutti quanti. Oggi noi dobbiamo pensare a tutti quelli che possono tornare da quelle zone a rischio, che sono solo le zone dell'area della Cina e gli 11 comuni, i 10 del Bassa Lodigiana, un comune del Veneto in cui c'è stato questo focolaio. Se ci sono persone, soggetti che arrivano proprio da quelle zone, solo da quelle zone, quelle fanno alzare l'attenzione, alzare l'antenna, e quindi vengono presi in carico se hanno dei sintomi dai medici di base, dai dipartimenti di prevenzione soprattutto, e però ripeto, solo se sono sintomatici, e in questi casi potremmo avere il soggetto, la persona che viene da queste zone a rischio, che può andare in quarantena se è stato a stretto contatto con un caso già confermato. Quarantena a domicilio significa che sta 14 giorni a domicilio e viene monitorato, si attiva la cosiddetta sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di Prevenzione. Altrimenti ci può essere la procedura di isolamento volontario sempre al domicilio del paziente, e sempre in questo caso ci sarà la sorveglianza attiva. Nel caso in cui dovessero sopravvenire sintomi che fanno pensare ad un probabile coronavirus, allora il medico deciderà se fare effettuare il tampone oppure no. Quindi non dobbiamo farci prendere nemmeno dalla psicosi di fare il tampone a tutti i costi o fare il tampone a tutti quanti, perché non è prevenzione quella. Allora, come sapete, nei giorni scorsi si è parlato dell'opportunità o meno di chiudere le scuole in questo periodo, una cosa scongiurata nelle regioni che non hanno focolaio, con le precisazioni del Premier Conte. Però poi le scuole sono state chiuse nel Cosentino, nell'Inter Cosentino, dopo la scossa di terremoto che è stata registrata nei giorni scorsi alle 17:02, con una magnitudo abbastanza importante, per verificare appunto la tenuta strutturale degli edifici scolastici. Una chiusura che verrà prolungata nel comune di Cosenza e per alcune scuole anche nel comune di Rende, in base a 2 ordinanze dei sindaci Occhiuto e Manna. A Cosenza dunque resteranno chiuse fino a sabato 29 febbraio compreso tutte le scuole materne, primarie e secondarie di primo grado, per consentire ai tecnici di completare i controlli e anche di bonificare le aule, mentre a Rende viene ordinata l'interruzione delle attività didattiche negli stessi giorni 27, 28 e 29 per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e ripristino di elementi non strutturali e per la pulizia straordinaria degli ambienti.
né alla scuola primaria Stancati, scuola primaria e secondaria di primo grado via Meucci a 4 Miglia, la scuola primaria e secondaria di primo grado di Villaggio Europa, la scuola materna Contrada Tocci, scuola materna di via Silvio Pellico, scuola primaria e secondaria di primo grado di località Linze e poi a Santo Stefano, scuola primaria e secondaria di primo grado. Ora vi invito anche a leggere il nostro sito Ten Online se volete avere maggiori chiarimenti, se vi è sfuggito qualcosa su queste due ordinanze che appunto chiudono le scuole fino a sabato compreso. Il rientro è previsto quindi per il 2 marzo. Dunque andiamo ancora avanti e parliamo invece dello scioglimento del Consiglio del Comune di Pizzo, che è stato decretato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro Lamorgese. Sentiamo. Il 19 dicembre scorso l'arresto del sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, coinvolto nell'inchiesta della DDA di Catanzaro Rinascita Scott, che portò all'arresto di oltre 300 persone. Adesso il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Luciano Lamorgese, ha deciso lo scioglimento del Consiglio Comunale. L'amministrazione dell'ente è stata affidata ad una commissione di gestione straordinaria. Dietro questa decisione ci sarebbero accertati condizionamenti di mafia. Gianluca Callipo, lo ricordiamo, fu arrestato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti avrebbe contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione e alla realizzazione degli scopi della locale di 'ndrangheta di San Gregorio e dell'Andrina di Pizzo operante sul territorio. Accuse sempre respinte dall'ormai ex sindaco di Pizzo, che dopo il suo coinvolgimento nell'operazione della DDA di Catanzaro ha rassegnato le dimissioni. Per la città adesso inizia la gestione della commissione straordinaria, che rimarrà in carica 18 mesi, salvo proroga 24. Dall'inchiesta della DDA di Reggio Calabria emerge un quadro allarmante dei rapporti sempre più stretti tra le organizzazioni criminali e la politica. Un sostegno a Siclari per portarlo in Parlamento, un appoggio a Creazzo per farlo approdare in Consiglio regionale. Doppio risultato per l''ndrangheta, che sui due politici aveva investito energie. Emerge anche questo dall'inchiesta Eifemos, che ieri ha portato all'arresto di 65 persone, 12 ai domiciliari, e alla decapitazione dell'amministrazione comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte. Gli Alvaro di Sinopoli, potentissimo clan, avevano scommesso sul senatore Marco Siclari, candidato con Forza Italia. Un medico, Giuseppe Antonio Galletta, avrebbe messo in contatto Siclari con Domenico Laurendi, imprenditore imputato in un processo d'appello dopo l'assoluzione in primo grado per associazione mafiosa. Laurendi, dopo aver allertato Natale Lupoi di Sant'Eufemia, uomo di spicco degli Alvaro, si sarebbe subito attivato. Quanto al sindaco di Sant'Eufemia Creazzo, 5 anni fa a sinistra, ora candidato ed eletto con Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, gli Alvaro lo avrebbero sponsorizzato senza se e senza ma. In 5 anni il raddoppio dei consensi è sorprendente, da poco più di 3.000 ad oltre 8.000, solo 776 a Sant'Eufemia, il suo regno, un margine che gli consente di vincere la sfida con Giuseppe Neri, anche lui candidato con Fratelli d'Italia dopo un recente passato nella sinistra, e di ambire alla presidenza del Consiglio regionale. L'inchiesta Eifemos cristallizza dinamiche molto chiare e descrittive di un sistema dove politica e 'ndrangheta si trovano a meraviglia. In questo contesto emerge la sotterranea guerra tra Creazzo e Neri, quest'ultimo non è indagato, che porta a livelli altissimi la tensione tra i due e tra i rispettivi collaboratori. Ha dato fuoco al garage dove abitano l'ex moglie e il figlio. Dopo aver compiuto il gesto, l'uomo si è dato alla fuga, intercettato, arrestato dai poliziotti di Paola e accusato di tentato omicidio. Tragedia sfiorata a Paola. Le fiamme che hanno distrutto questa abitazione, all'interno della quale solo per caso non si trovava nessuno, sono di origine dolosa. A stabilirlo la polizia, che ha arrestato un 79enne. L'anziano, secondo quanto ricostruito dagli agenti, avrebbe innescato l'incendio utilizzando una bombola di gas che è esplosa. I danni all'edificio sono ingenti, praticamente distrutte 2 stanze e i solai. Ricostruita dai poliziotti, la situazione
situazione di dissidi tra l'uomo e i congiunti, l'ex moglie e i figli che risiedevano nello stabile con le rispettive famiglie. Il 79enne, rintracciato poco distante dal luogo del rogo, aveva già in tasca un biglietto per il Brasile, il ticket aereo con partenza dalla Mezzia Terme alle 19:15 di ieri, destinazione Rio de Janeiro. L'uomo accusato di tentato omicidio è stato fermato e portato nel carcere della città del Tirreno. Altra cronaca, altri fatti nei nostri 100 secondi di cronaca, sentiamo. Una 31enne di Soveria Mannelli è stata sottoposta a custodia cautelare e domiciliari con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un anziano dello Stato per aver raggirato un uomo di 82 anni di Carlopoli che, invaghitosi di lei, le aveva intestato beni e aveva redatto un testamento a suo favore, credendo di essere corrisposto. Tra i regali, un'auto e somme ingenti di denaro per un valore di 50.000 euro. L'uomo si è accorto del raggiro quando, nell'intento di organizzare il matrimonio, ha scoperto che lei era già sposata. Tra l'altro la donna, non nuova a questo tipo di raggiri, percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza, una circostanza che aggiunge il reato di truffa ai danni dello Stato. Il comune di Cassano, allo Ionio, adotta la linea dura nei confronti di chi abbandona selvaggiamente i rifiuti per strada. Dopo una fase preventiva di informazione, l'amministrazione comunale ha deciso di cambiare registro e di passare alla fase della repressione. È partito dal centro urbano del quartiere Doria un altro consistente intervento destinato alla rimozione di numerosi cumuli di rifiuti di ogni genere illecitamente abbandonati. L'operazione interesserà tutto il comune. Nel frattempo sono partite le prime sanzioni in base alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate in diverse aree sensibili del territorio. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 48enne con precedenti di polizia. Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri della stazione di Guardavalle, grazie al cane Hiro del nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno rinvenuto 220 grammi di marijuana e altri 25 di cocaina suddivisa in 9 involucri sul balcone dell'abitazione, all'interno di una piccola intercapedine posta nel muro del pianerottolo, il cui foro di apertura era stato coperto dalla statua di una Madonna. Il materiale è stato posto sotto sequestro e verrà inviato presso il laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Vibo Valentia per gli accertamenti di rito. Una pena di 18 anni di carcere è stata richiesta dal PM della Procura di Vibo per il 50enne Giuseppe Carnovale, ritenuto l'assassino di Massimo Ripepi, freddato a colpi di pistola nell'ottobre 2018. Carnovale, che ha scelto di essere processato con rito abbreviato, è l'ex cognato della vittima e, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe sparato all'uomo davanti a un circolo privato nel centro abitato di Piscopio, dove Ripepi era andato a giocare a carte. Ed ora da Mantea, dove il Rotary ha festeggiato i 115 anni dalla fondazione, ricordando la figura dell'avvocato di Palmi, Felice Badolati. Un'iniziativa unitaria organizzata dal Rotary Club di Amantea per festeggiare i 115 anni dalla fondazione, dedicata nell'edizione 2020 al compianto PAS Governo Felice Badolati, che ha speso la sua vita in favore dell'associazionismo con impegno e passione, non tralasciando la cultura e la vita pubblica di questa terra. Sarà una festa del Rotary, ma sarà il ricordo di una persona che si è speso per la Calabria, perché lui amava moltissimo la sua terra, si è speso per il Rotary e soprattutto è stato sempre a disposizione del suo club, di tutti i club e del Rotary, sia prima, sia quando è stato governatore, sia anche dopo da semplice rotariano. Ad Amantea ex governatori, ma anche quelli che si insedieranno a giugno e nel 2021, hanno festeggiato il compleanno del Rotary, raccontando aneddoti e riflessioni sul celebre avvocato calabrese di Palmi, alla presenza dei figli Arcangelo e Leda, che hanno partecipato con orgoglio e commozione all'evento dedicato al padre prematuramente scomparso. Siamo molto commossi per questa iniziativa fatta in ricordo di mio padre. Lui credeva tantissimo nel Rotary, ha speso tutta la sua vita, credeva nel Rotary, nel sud, nel meridione, non era un lobbista, era un uomo buono d'animo, un uomo che amava molto la sua terra. Sono felicissimo, lo dico a nome appunto di tutta la mia famiglia, per questa grande iniziativa. Ringrazio in particolare Francesco Socievole e tutti i rotariani calabresi che ci hanno onorato di questo omaggio a mio padre. Adesso lo sport, il calcio, dunque è arrivata in serata la decisione da parte della Lega DB, si gioca a porte chiuse sia in Veneto che in Liguria, dove esistono dei focolai, più importante in Veneto dal punto di vista numerico che in Liguria. Il Cosenza giocherà dunque a porte chiuse contro il Venezia, il Crotone affronterà la Virtus Entella a Chiavari.
e l'unica cosa che resta da stabilire è la presenza di giornalisti e altri addetti ai lavori. Dovrebbe addirittura esserci la telecronaca via tubo per queste partite e non con la presenza fisica del telecronista. Ma sentiamo una riflessione. Il decreto ministeriale, sospendendo gli eventi sportivi nelle regioni interessate dai focolai di coronavirus, lasciava alle leghe la facoltà di consentire lo svolgimento a porte chiuse delle manifestazioni. E così la Lega DB ha deciso di far giocare il Cosenza a Venezia, il Crotone a Chiavari e le altre gare per così dire a rischio, salvaguardando il pubblico che non potrà assistere all'evento, ma esponendo squadre e staff al trasferimento e alla permanenza nelle aree più sensibili del paese in questo momento. Molto probabilmente andrà tutto bene, considerate le precauzioni che prenderanno le società, ma era proprio necessario. Non si poteva sospendere il campionato e superare questo periodo più critico anteponendo la difesa della salute pubblica allo sport, per non dire agli interessi economici. I giocatori, i tecnici, i medici, i magazzinieri non sono certo immuni e se è vero che in questi giorni i trasferimenti tra le regioni italiane sono quantomeno sconsigliati, perché sottoporre questi soggetti a trasferte lunghissime con scali e soste in aeroporto e tratte da effettuare in vaporetto nel caso del Cosenza? E il ritorno nelle proprie regioni come sarà accolto? Che succederà per esempio se i tesserati risulteranno febbricitanti ai termoscanner degli aeroporti? Dovranno osservare la quarantena ed essere dunque indisponibili per le prossime gare? È solo un esempio per far capire come il coronavirus viene affrontato con diversi canoni di attenzione. Non c'è una regia unica e un comportamento uniforme, quel rispetto delle regole che il governo pretende ma non permette, lasciando ad altri il potere di scegliere come gestire le situazioni. Detto questo, ribadiamo che il presidente della Lega Nazionale Professionisti di Serie B ha disposto lo svolgimento a porte chiuse delle seguenti gare, valide per la 7ª giornata del campionato: Cittadella Cremonese, Chievo Verona Livorno, Venezia Cosenza, Virtus Entella Crotone. Si gioca la Serie C nel girone C, la Vibonese ha vinto in rimonta contro la Virtus Francavilla, vediamo i gol. Alla fine l'ha spuntata la Vibonese in rimonta, 3 punti conquistati contro la Virtus Francavilla, reduce dalla larga vittoria con il Catanzaro. Virtus aggressiva e in gol dopo solo i 9 minuti la sblocca di Cosmo che, servito da Tiritiello, calcia in maniera esemplare battendo Greco. Gli ospiti gestiscono bene la situazione ma non riescono a raddoppiare e dunque subiscono il pareggio al 35esimo con l'impedata di orgoglio dei calabresi. Pugliese calcia benissimo la posizione defilata. Nel secondo tempo i calabresi sono più attenti e motivati, ma è la Virtus a rendersi pericolosa. L'intervento di De Col evita il peggio per la Virtus, con Perez in agguato. Con il passare dei minuti la Vibonese cresce, Poluzzi salva il risultato più volte, ma non la può nell'ultimo giro di orologio regolamentare quando sugli sviluppi di un corner la sfera giunge apprezzabile che a porta vuota fa esplodere Luigi Razza e mette il punto su una gara che aveva preso tutt'altra piega nel primo tempo. Questi gol della Vibonese, adesso il meteo per le prossime ore. Nelle prossime ore saremo interessati da una veloce perturbazione di stampo invernale che apporterà un crollo delle temperature ed il ritorno di un po' di neve sui monti. Domani nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulla fascia tirrenica, nevose sui monti fino a 800-900 metri sul Pollino, fino a 1000 metri sulla Sila e le Serre. Migliora nel pomeriggio. Generalmente poco nuvoloso senza precipitazioni invece sulle zone ioniche. Temperature in ulteriore diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani molto mosso il Tirreno, mosso lo Ionio. Venti moderati o forti da maestrale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, ancora buona serata, arrivederci.